Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Oggi sarà con noi Claudio Borghi Aquilini, tra poco qui in studio parleremo di economia alla vigilia però della manifestazione di domani a Milano. Ce ne occuperemo anche come radio naturalmente per tutta la giornata e in particolare nel pomeriggio l'inizio del corteo alle 16:30 da Porta Venezia e il comizio in Piazza Duomo alle ore 18 per dire stop all'invasione. Difendiamo i confini è lo slogan della manifestazione. Intanto la prima pagina dell'agenzia ANSA su Milano e sulla questione ucraina nel vertice euroasiatico. Renzi passi avanti, dice il premier, dopo l'incontro fra Putin e Poroshenko, cioè il presidente russo e il presidente ucraino. Alla prefettura di Milano anche la cancelliera tedesca Merkel, il presidente francese Hollande e il premier britannico Cameron, il presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, quello della Commissione europea uscente Barroso. C'è la disponibilità dei paesi europei a collaborare per il controllo delle frontiere in Ucraina anche con i droni, ha detto Renzi durante una conferenza stampa dopo il vertice per il controllo delle frontiere. Oggi abbiamo a disposizione le nuove tecnologie. E ha detto ancora Renzi, il ruolo della Russia potrebbe essere molto importante per Ebola, ISIS, Siria, Iraq, Libia e le altre crisi internazionali. Vladimir Pietro, ha detto Renzi in maniera colloquiale, con i nomi propri dei protagonisti dell'incontro, cioè il presidente russo e il presidente ucraino, Vladimir e Pietro hanno discusso in modo chiaro e franco, dice Matteo. Non sarà un progresso immediato e per queste ragioni spero che nelle prossime ore, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane andremo a decisioni per arrivare a un punto cruciale. Ma rimanendo alla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, c'è un'altra notizia, la visita, a proposito di Putin, la visita notturna di Putin a casa di Berlusconi, il presidente russo 2 ore nella residenza milanese di Berlusconi in via Rovani a Milano. Un incontro ad ora tarda perché Putin prima ha visto Angela Merkel nell'albergo della cancelliera tedesca. Entrambi si trovano a Milano per il vertice euroasiatico ASEM e per un incontro sulla situazione in Ucraina. Putin, racconta l'ANSA, prima di scendere dall'auto ha preso la giacca appesa a una gruccia e poi entrando l'ha appoggiata sulla spalla. Il particolare è assolutamente determinante. Poco dopo il suo arrivo hanno lasciato via Rovani i figli di Berlusconi, Marina Piersilvio, Eleonora e Barbara. Nella zona ingente lo spiegamento di forze dell'ordine. E fra le notizie di prima pagina dell'ANSA la cronaca da Roma, 3 ordinanze di custodia cautelare, 2 in carcere e 1 ai domiciliari, eseguite dalla Guardia di Finanza nei confronti di 2 ispettori dell'Agenzia delle Entrate e di un cugino di uno di questi, accusati di tentata concussione per promesse di riduzione di sanzioni in cambio di denaro. C'è una notizia che invece riguarda 3,5 milioni di automobilisti che circolano per l'Italia senza pagare l'assicurazione auto. D'ora in poi sarà più facile per la polizia stradale stanare gli evasori attraverso la fotografia della targa con dispositivi di rilevamento automatico come Autovelox, Tutor e ZTL. Una volta verificata la frode attraverso l'archivio motorizzazione civile, per l'accertamento della violazione non sarà più necessario fermare in loco l'automobilista, ma basterà la documentazione fornita dalla foto della targa scattata dal dispositivo automatico, scrive ancora l'agenzia ANSA. E poi in prima pagina sull'ANSA finisce anche la lite fra Santoro e Travaglio, duro battibecco fra Michele Santoro e Marco Travaglio nel corso della puntata di servizio pubblico. Travaglio ha criticato il presidente della regione Burlando, Santoro l'ha difeso e qualcuno commenta: per un punto di share in più cosa non ci si inventa. L'ho visto. L'hai visto? Non l'ho visto. Com'è andata? Era per un punto di share o era ma io mi aspettavo che, innanzitutto scusate. Sì, tanto buongiorno a Claudio Borghi Aquilini che ci ha raggiunto in studio come dicevamo poco fa. Buongiorno. No, com'è che è andata sta cosa Santoro Travaglio? Ma mi aspettavo che poi dopo arrivassero dietro le quinte le telecamere, no, con la Maria De Filippi che lo costringeva a rientrare, no, tipo tronista. No? Perché era... vabbè, no... Insomma, è stata indegna come scena, ma soprattutto, insomma, indegno anche che qualcuno possa difendere Burlando. Adesso mi spiace prendere le parti di Travaglio, ma... non ho visto la trasmissione, però... Adesso Travaglio va bene, ha fatto l'isterico, è ok. Però, insomma, che ci sia uno che governa da sempre praticamente, in modo diretto e indiretto, la regione Liguria, e che non abbia il coraggio di dire mi dispiace, insomma... va bene, è sempre colpa degli altri, però se io sono in una posizione tale per cui poi dopo altri non mi fanno fare il mio lavoro e
lascio una situazione di rischio vitale per delle persone, mi dimetto. O quantomeno, diciamo, rendo pubblica la questione in maniera denuncio, chiara. non so cosa dire, cioè, insomma, non è che posso dire che, non so, se i miei figli, non so, muoiono di fame perché io vado a giocare a boccette invece di dargli il latte, poi dopo do la colpa, che ne so, a quello che mi ha fatto conoscere mia moglie. Cioè, non mi sembra il caso. Cioè, ci sono delle responsabilità che stanno in capo a chi è in quel momento in carica di una certa poi, situazione. Insomma, da 20 anni abbondanti, diciamo pure, per cui non è una presenza transitoria quella di Burlando in Liguria. Adesso, per carità. Cioè. Comunque, a proposito di temi nostri, a parte il fatto che domani c'è questa manifestazione che noi seguiremo anche come radio, ovviamente, nel pomeriggio, lo ricordavo prima, dalle 16:30 il corteo in Piazza Venezia per celebrare l'anniversario di Mare Nostrum, che al di là di tutte le dichiarazioni non andrà in archivio, anzi, e al di là di tutte le dichiarazioni non verrà sostituito dall'altra operazione chiamata Triton o Triton, che dir si voglia, perché sono due cose molto diverse. E soprattutto è stato ribadito ieri dal direttore dell'agenzia europea Frontex, che dovrebbe occuparsi delle questioni di confine e di tutela dei confini dell'Europa. L'Italia avrà comunque il compito di controllare le proprie frontiere, perché Frontex fa un'altra cosa e l'operazione Triton si aggiunge eventualmente a quello che ciascun paese decide di fare, quindi non cambia assolutamente nulla. L'Italia, e che non cambi nulla lo dimostra anche la finanziaria o legge di stabilità, perché fra le micro spese e i micro stanziamenti che non mancano, in attesa del passaggio in Parlamento che potrà solo forse arricchirli, credo, Claudio, no? Di solito. Fra le micro spese ci sono anche, ma non è tanto micro perché è una delle spese più rilevanti, 187 milioni e mezzo di euro all'anno dall'anno prossimo per il Fondo Nazionale Politiche e Servizi d'Asilo, cioè per profughi e immigrati che arrivano con i barconi, che si aggiungono naturalmente alla spesa di Mare Nostrum e che vengono annualizzati, cioè resi disponibili ogni anno a partire dal 2015. Questo è uno dei capitoli della finanziaria, che comprende peraltro cose vecchie come i lavori socialmente utili, 100 milioni di euro per Palermo e Napoli, 50 milioni di euro per il recupero di efficienza del sistema giudiziario, e elenco tutte queste micro spese che sono contenute in finanziaria, 50 milioni per il contrasto alla ludopatia, cioè ai drogati da slot machine, 140 milioni che non mancano mai per i forestali calabresi, 100 milioni di euro, anche questi all'anno, all'Agenzia delle Entrate, come contributo integrativo alle spese di funzionamento. Al Comune di Milano vengono tagliate una settantina di milioni di euro per l'Expo, rispetto a quello che perfino Pisapia aveva stabilito essere il minimo vitale per il Comune. Faremo la fiera di Senigallia. Però in compenso per il risanamento del Molise vengono stanziati altri 40 milioni di euro, nonché 10 per la Terra dei Fuochi in Campania, dove la camorra brucia ogni cosa, specie nociva, la riforma del terzo settore del servizio civile, che è una delle trovate, diciamo, renziane, no? Quella del servizio civile sostitutivo, diciamo, dei microjob alla tedesca, 280 milioni di euro in 3 anni. Utilissimo poi per produrre robe. Taglio di 150 milioni di contributi ai patronati e taglio di fondi alla scuola privata. Ma il capitolo più corposo, accanto al finanziamento del fondo per profughi e immigrati, è decisamente più corposo ancora il finanziamento per le missioni di pace internazionali tra il 2015 e il 2017, 1 miliardo e 700 milioni. Già che siamo in tema di finanziaria, Claudio, io vorrei partire da lì, poi come al solito apriremo anche le linee per chi ci sta seguendo, però sulla finanziaria, poi ci entriamo capitolo per capitolo. Uh-huh. Però volevo un tuo giudizio complessivo, perché i capitoli sono diversi, li possiamo anche riassumere e accorpare, però al di là di queste micro spese, che comunque tanto micro non sono, perché 180 di qua, 1,7 miliardi di là, non è che sono proprio anche micro a volte, no? Lavoratori socialmente utili, forestali e via dicendo, cioè tutte le tipicità italiche vengono confermate. C'è una novità comunicativa, come al solito, perché le slide della comunicazione, insomma, 18 miliardi di tasse in meno, questo è il dato da cui partire, perché sennò le berezze poi diventiamo noiosi se parliamo di cose serie, no? Bisogna parlare così, per slogan, bisogna adeguarsi anche a questo tipo di comunicazione. 18 miliardi di tasse in meno, questo è il messaggio.
mi serviranno degli sgravi per comprare il Malox. No, dunque, allora, innanzitutto, scusate, abbiamo fatto cenno alla manifestazione di sabato, alla manifestazione di domani. Alla manifestazione di domani bisogna venire, quindi fate tutti i passaparola di turno, innanzitutto per il piacere di venirmi a salutare, cosa che non è mai da trascurare. Piacere mio di salutare voi, intendo, ovviamente non credo che il contrario sia analogo, ma soprattutto per dare un segno che volendo si può protestare, perché una cosa che ha dimenticato questo paese è la possibilità della protesta. Sembra che vada tutto bene sempre, che sia inevitabile, ineluttabile, che non ci sia possibilità di dire di no, che le cose vanno così perché non possono andare in un'altra maniera, che è tutto obbligato, che è un percorso segnato, che non ci sono possibilità di scelta, che arriva dall'alto tutto e quindi è successo e quindi non poteva succedere in un'altra maniera, anzi con le slide viene pure meglio. Allora, si può protestare, dato che si può protestare, se state a casa poi dopo non lamentatevi. Allora, se anche per ipotesi ci fosse qualcuno in ascolto a cui dell'immigrazione non frega nulla, legittimo, può anche essere che uno dice ma a me tanti clandestini mi piace, fanno numero. Ecco, venite in piazza lo stesso per dimostrare che si può protestare, perché se no, altrimenti, se non cominciamo a, come dire, sgranchirci i muscoli, no? O a toglierci l'intorpidimento che da decubito dove siamo rimasti fino adesso a subire qualsiasi cosa, poi dopo veramente questi continueranno a fare qualsiasi cosa. Per cui vediamo un pochettino di svegliarci se vogliamo evitare di subire passivamente fino in fondo tutto il disastro e il marcio che ci stanno tirando addosso. Quindi domani a Milano vedete di esserci, prima cosa. Altra cosa, la finanziaria. Allora, la finanziaria è... Ecco, prima di entrare sulla finanziaria, sì. perché adesso apro un capitolo che detta così sembra come dire, una questione che dovremmo dedicarci una trasmissione o più trasmissioni intere, però visto che domani è anniversario dell'operazione Mare Nostrum e che lo slogan della manifestazione della Lega è no all'invasione, sì, in senso più globale, io vorrei chiederti, da economista, da studioso di cose economiche, una valutazione sull'impatto del fenomeno migratorio da un punto di vista economico o macroeconomico che dir si voglia, e se tu ritieni vere, fondate, le argomentazioni di chi dice l'afflusso massiccio programmato, e credo che l'operazione Mare Nostrum abbia, come dire, reso in maniera chiara, evidente a tutti la natura programmatoria, diciamo, di questo flusso, perché comunque si tratta di un'operazione nella quale uno Stato mette a disposizione la propria marina militare per fare da ponte per persone che arrivano qua. Il rispetto delle persone io lo do per scontato, intese come singoli individui, però valutandola da un punto di vista politico, l'operazione è uno Stato va diciamo così ad agevolare le operazioni di arrivo, in questo caso in Italia, di immigrati dalla zona africana, immigrati sui quali per lungo tempo, e credo anche oggi, sia difficile fare un'analisi che in questo momento ha un suo peso anche dal punto di vista sanitario, visto che molti hanno i timori non solo del virus Ebola ma anche di altre malattie un po' scomparse e la cui incidenza è tornata a crescere, senza voler fare allarmismi, però è oggettivo, visto che ce lo ha testimoniato il segretario del SAP che abbiamo intervistato, Tonelli. I controlli sanitari non sono mai stati fatti, i controlli di natura penale circa l'identità delle persone che arrivano qui meno ancora ovviamente, e quindi al netto resta un'operazione nella quale uno Stato presta e spende, diciamo, soldi pubblici e presta le proprie forze militari, la marina militare nel caso specifico, per favorire il passaggio di immigrati dall'Africa all'Italia nello specifico. C'è chi dice, appunto, non solo in relazione a questa operazione, ma con il flusso migratorio degli ultimi anni, in particolare degli ultimi anni, ma insomma in Italia tra l'altro non conosciamo neanche il numero esatto di persone che ospitiamo, perché abbiamo un'attitudine per la statistica e istituzioni che se ne devono occupare, che non brillano particolarmente, ma comunque ci rifacciamo alla Caritas noi per sapere grosso modo quanti immigrati ci sono in Italia. Però la domanda è questa, poi abbiamo la pubblicità.
L'impatto macroeconomico dei flussi migratori, e chi ragiona dicendo, molto no? importante, semplificando, c'è chi dice ci portano via il lavoro, ci abbassano le condizioni di lavoro, eccetera, e al contrario c'è chi dice voi siete razzisti perché ragionate così. Però c'è un fondamento nel dire la qualità diciamo del lavoro e le garanzie e l'ordinato sviluppo del mercato del lavoro e più in generale la crescita economica. C'è una relazione di quale tipo con il fenomeno massiccio migratorio? Interessante, adesso ne parliamo dopo la pubblicità. Noi siamo nelle emozioni che provi quando vivi la tecnologia. È nella tua soddisfazione che Spazio versatile in movimento. L'abitabilità e il comfort da 11.900 euro con anticipo zero. Info su nissan.it. Pedali per tutti! Nissan. Innovation that excites. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Rieccoci in onda con Claudio Borghi Aquilini. Allora, relazioni fra fenomeno massiccio di migrazione e economia e lavoro. Allora, l'immigrazione è un fattore importantissimo dal punto di vista della gestione e della programmazione economica di una nazione. Basti pensare, ci sono anche intere nazioni che hanno costruito le loro fortune sull'immigrazione. Pensiamo agli Stati Uniti. Allora, funziona così, ve la semplifico proprio molto, molto crudamente. Se un paese è in forte espansione economica, a quel punto l'immigrazione diventa necessaria per costruire anche un mercato interno, no? E riuscire in poche parole a colmare tutti i buchi, diciamo così, lavorativi che l'opportunità di forte espansione economica garantiscono. Poi dopo c'è una fase, diciamo così, di assestamento, mettiamola così, robe comunque non nuove, stiamo parlando di cose che risalgono, direi, per il primo studio preciso a tipo l'impero romano. Quindi abbiamo una fase di forte espansione, no? Poi dopo abbiamo una fase di assestamento, dove diciamo l'immigrazione viene utilizzata per colmare lavori che non vengono fatti dai domestici, quindi tipicamente, sempre tornando all'impero romano, no, loro avevano gli schiavi, poi dopo, una volta che più lavori venivano considerati non desiderabili perché le ricchezze che erano affluite, no, portavano un cambiamento di costumi e un cambiamento di modo di vivere da parte del romano benestante, hanno cominciato a prendere come immigrati anche i soldati, e lì è stato, diciamo, l'inizio della fine. La totale distruzione poi dopo arriva quando molli le frontiere, quando non hai più bisogno di immigrati internamente, perché anche i lavori, quelli sgraditi, umili e così di questo tipo, ormai sono a piena occupazione. Non c'è più richiesta di lavoro esterno, ma anzi si sta riducendo la domanda di lavoro anche interno. A quel punto, se tu apri le frontiere semplicemente a popolazioni esterne, che ce ne sarà sempre qualcuna più sfortunata, più povera, più arretrata di te, da qualsiasi parte. Se in Africa probabilmente ci sarà, adesso non so come sia la Nigeria, che è più avanzata rispetto al Burkina Faso, difende le sue frontiere, perché dall'altra parte vorrebbero arrivare tutti lì, no? Quindi c'è sempre
è impossibile ragionare in un mondo pensando che il mondo sia tutto uguale. In realtà il mondo è fatto di differenze. Allora cosa succede? Succede che nel momento stesso in cui tu non hai una necessità o un'utilità, insomma, specifica, e apri le frontiere, a quel punto tieni l'invasione. Non è più immigrazione, è invasione. E ripeto, risale dai tempi dell'impero romano. Fu un imperatore scemo, che si chiamava Valente, no? Che a un certo punto, per motivi umanitari, perché alla fine proprio veramente la storia si ripete, no? Per motivi umanitari, dato che c'erano le frontiere sul Danubio, a un certo punto disse: ma poverini quelli che stanno di là, i Goti, poverini quelli che stanno di là, sono minacciati dagli Unni. Allora cosa fece? Mare Nostrum sul Danubio. Fece un enorme ponte di barche, deve essere stata una cosa incredibile vedere come fu quell'invasione, no? Per portare dentro i confini quasi tutti i Goti che stavano dall'altra parte. È peccato che i Goti, una volta arrivati da questa parte, quindi dentro la frontiera, e quindi sì, al riparo da Attila, ma tanto in ogni caso qualcosa sarebbe successo lo stesso, cominciarono a vedere che non c'era lavoro. E allora, una volta visto che non c'era lavoro, non c'era ricchezza per loro, cominciarono a saccheggiare, distruggere, incenerire, e l'impero romano finì come noi sappiamo. Però basta andarsene a guardare nei libri di storia queste cose. Cioè c'è sempre un cretino che organizza Mare Nostrum da qualche parte, e un paese che già era in decadenza, per carità, e così questo tipo, che poi dopo schianta definitivamente. Allora, bisogna, quando non sono terminate le spinte propulsive, in attesa di inventarsene delle altre, perché poi il progresso fornisce sempre delle nuove opportunità, no? che si possono e si devono saper cogliere, ma in attesa di essere riusciti a trovare la chiave per trovare un nuovo spunto di progresso, bisogna sapersi richiudere, che non è una cosa retriva, non è una cosa antistorica o così di questo tipo. Si può gestire l'esistente cercando di crescere all'interno di quello che noi abbiamo. Non necessariamente dire tutti qua siamo a posto. Tutti qua siamo a posto no, perché quando l'immigrazione diventa invasione, purtroppo il sistema non si tiene. E il ennesimo calcolo sbagliato dell'Europa relativo all'immigrazione, invece, è proprio quello, vale a dire, dato che noi sappiamo, noi capi lo sappiamo, non lo diciamo ai gonzi che governiamo, che questa cosa dell'euro è la vera palla al piede, no? che li sta affondando, qual è la maniera per cercare di tirare avanti il più possibile? Ormai l'abbiamo detto alla nausea, ormai lo sanno tutti, ormai lo dicono anche quelli che l'hanno organizzata questa cosa, che dice: bisogna svalutare il lavoro, perché non riuscendo ad aggiustarci con la moneta, che è troppo forte per tanti paesi, allora se io voglio diventare competitivo, il lavoro deve valere di meno. E quale maniera migliore di far valere di meno il lavoro è quella di portare dentro della gente disposta a lavorare alla metà, a un quarto, a un decimo rispetto a quello che lavora, rispetto a quello che vorrebbe o pretenderebbe, anche se mi scoccia il termine l'italiano. Il problema è che l'italiano non è che pretende perché o gli dai 1.000 euro o altrimenti incrocia le braccia, pretende perché gli dai 1.000 euro non vive. Molto banalmente, perché se poi dopo l'immigrato è disposto ad abitare in una tenda, buon per lui, no? O in una roulotte, non paga nulla, non paga nessun contributo, così questo tipo, benissimo. Se un cittadino onesto vuole vivere nella sua casa normale, sappiamo benissimo tutti adesso cosa deve pagare, Tari, Tasi, mutuo, così questo tipo, dice: io posso anche pensare di andare a lavorare a 500 euro, no? invece che 1.000, ma semplicemente mi portano via poi dopo, perché io già soltanto con le tasse ho già finito di campare. Quindi che cosa succede? Succede che è un calcolo totalmente sballato quello che si fa, perché in ogni caso, non essendoci lavoro, non essendoci domanda, e il meccanismo di riportare poi dopo la produzione qua a seguito di abbassamento del costo del lavoro anche spinto dall'immigrazione è totalmente baccata come idea. Sono cose che richiedono un sacco di anni che noi non abbiamo, e un sacco di infelicità e un sacco di default in mezzo, perché se io riduco gli stipendi di tutti, poi il debito chi lo paga? Questo vale sia per il mutuo
che per il debito pubblico non avendo sovranità monetaria, allora che cosa succede? Succede che l'immigrazione diventa invasione. E allora la parte buona di questa invasione, diciamo così, la parte che sarebbe l'immigrazione fisiologica, va dove c'è il lavoro. E quindi magari si sposta in Germania, contribuendo con somma gioia loro a tenere bassi i loro prezzi e convenienti sì, i loro prodotti. E dall'altra parte invece, dove non c'è lavoro e non c'è modo di recuperarla in fretta, diventa invasione. Diventa invasione e diventa spesa, non diventa ricchezza. E purtroppo bisogna fare i conti su queste cose. Non è una roba esclusivamente legata a egoismo o però questi lavori nostri non li vogliono fare. Ormai non c'è più domanda neanche per i lavori degli immigrati. Questo dovrebbe essere abbastanza chiaro a tutti. Per cui questo piano sballato di tenere bassi gli salari, incentivando l'immigrazione, perché è quello che ha fatto l'Europa, è l'ennesima cazzata. E quindi bisogna combatterla con tutte le forze, perché poi dopo, quando l'immigrazione, che in sé per sé, ripeto, non ha niente di male, diventa invasione, allora la storia ci insegna che non si finisce bene. Non si finisce bene, perché poi diventa incontrollabile l'invasione, incontrollabile. E allora bisogna avere le palle di dire no, non possiamo pensare di fare bene facendoci carico di tutti gli sfortunati del mondo. Non funziona così, non funziona così neanche nella beneficenza. Cioè se io riesco a avere un lavoro sano e con questo lavoro sano, dandone una percentuale ogni anno, riesco a fare beneficenza a 1000 persone, se io regalo tutto e poi mi sparo, alla fine anche la beneficenza che io farò è inferiore rispetto a quella che posso fare cercando di creare stabilmente ricchezza. Di San Francesco c'è stato uno e non per niente era santo, gli stati non vengono fatti santi. Per cui direi che in questo caso, ripeto, riflettiamo, perché l'aspetto dell'immigrazione è strettamente connaturato con i rischi che ci stiamo trovando davanti dal punto di vista economico. E ripeto, io qui ve la faccio complicata, ma basta il buon senso, e se io vado in qualsiasi paese di qualsiasi provincia di tutta Italia e chiedo c'è lavoro, mi dicono no. Basta, finito il problema dell'immigrazione, significa che lì di gente non ne deve più entrare. Perché qual è la logica? Cosa sottende? Cosa serve? Nulla. Per cui evitiamo di fare questa scemenza tutti in piazza. Grazie, domani. E torniamo alla finanziaria per grosse cifre, perlomeno per sommi capi. Il capo numero 1 è la comunicazione numero 1, 18 miliardi di tasse in meno. Non è contento, non deve essere contento il cittadino italiano, il contribuente? Felice come una Pasqua. Allora, cominciamo col dire che la finanziaria è incostituzionale. E ne sono contento, attenzione, quindi non è che dico cattivo Renzi. Diciamo semplicemente che magari qualcuno qualcuno che in passato ci ha venduto delle cose assurde, adesso dovrebbe anche qui chiedere scuse. Come sarebbe migliore il mondo con le scuse? Ora, noi abbiamo sempre detto che l'idea del pareggio di bilancio quando sei in recessione, così dico, è un'emerita scemenza, no? All'inizio, scusate, mi ci metto anch'io con quelli che pensavano che sì, però è meglio avere il pareggio di bilancio perché così facendo si evitano gli sprechi, si evitano appunto le spese, quelle che abbiamo visto che non vengono evitate, quelle inutili, e allora la gente ci pensa bene prima di spendere 2 soldi, no? E così via. Sì, ok, l'avevo detto anch'io, ho sbagliato, perché ero anch'io abituato in un mondo che non aveva emergenza. Qui bisogna sempre separare che cos'è l'emergenza e che cos'è la normale amministrazione. Abituati dopo tanti anni di normale amministrazione, il pareggio di bilancio poteva anche fare senso. Nel momento stesso in cui tu sei in emergenza, allora cambia l'impostazione. E vale per, anche qui è buon senso, vale per tutte le cose. Cioè,
normalmente tu non devi attraversare la strada con rosso, ma se c'è tuo figlio che è inciampato in mezzo alla strada, no? E vede che sta per venire investito, io la strada la attraverso con rosso, cerco di fermare le macchine e tiro via mio figlio che è caduto in mezzo all'incrocio. E quindi dico che bisogna attraversare col rosso? No, dico semplicemente che in emergenza si fanno delle cose diverse rispetto a quello che normalmente uno poteva aver predicato in tempi normali. Per cui io non do la croce alla Lega che in un primo tempo votò sotto ancora sulla base di quello che era il sistema vecchio, la legge sul pareggio di bilancio, però poi dopo si studiò, si capì che era sbagliato, e anche la Lega, perché questa è un'altra delle balle che ogni tanto vengono dette in rete, in ultima votazione per confermare il pareggio di bilancio al Senato non votò a favore. Quindi questo anche qui, perché ogni tanto i grillini, non si sa perché, che è una loro abitudine, invece di lavorare insieme a noi per cercare di portare avanti le idee che potremmo avere in comune in certi casi, fanno apposta a inventarsi di tutto, che la Lega ha firmato i trattati per il fiscal compact. Ecco, per inciso, perché secondo te Grillo dice no quando Salvini gli chiede confrontiamoci? Perché anche qui no, cerchiamo per ogni cosa, cerchiamo di ridurre tutto alla cosa più semplice. Io sono in galera, ho una grata che sta cedendo e voglio evadere, no? Tutti e due dicono io voglio evadere. La grata cede soltanto con la forza di tutte e due assieme. Se io dico a quell'altro dammi la mano a buttarla giù e quell'altro mi dice no, è evidente che forse non voleva evadere. Ora, se uno dice veramente o ha veramente intenzione di fare quello che dice, si allea anche con quelli che gli stanno sulle balle pur di ottenere il risultato. Noi, se volessimo, se per ipotesi c'è un qualsiasi modo tale per cui un'idea dei 5 Stelle, non nostra, viene in mente a loro una cosa geniale tale per cui con il nostro aiuto si riesce a uscire dall'euro. Ma siamo subito lì, subito lì. Non ci sarà mai una possibilità di una cosa che effettivamente funzioni, inventata da qualcun altro, che non vede la nostra partecipazione, se effettivamente potrebbe funzionare, perché l'hanno inventata quegli altri. E siamo persone serie, bisogna cercare di fare le cose che servono. Se non le voglio fare, allora evidentemente è perché non le voglio fare. Molta logica. Quindi da quel lato lì il pareggio di bilancio e tante altre cose erano robe che andavano bene in passato. Adesso non vanno assolutamente bene, perché se sei in recessione devi andare a deficit. Il problema, come abbiamo sempre detto, è che la coperta è corta. Vale a dire, andare a deficit, così come ha fatto incostituzionalmente in questa finanziaria Renzi, perché ricordiamo che se c'è il deficit significa che, in buona sostanza, che la parte delle cose che spendo, no, non sono coperte da nulla. È semplicemente un aumento del debito, no? Perché? Perché io spendo di più di quello che incasso e quindi quello che manca va ad aggiungersi al debito. Quindi io sto andando a debito. Il deficit non è pareggio di bilancio, perché il pareggio di bilancio implica che tutto quello che tu incassi è quello che tu spendi e non una lira di più. Va benissimo il deficit, è quello che hanno fatto gli Stati Uniti, è quello che ha fatto l'Inghilterra, è quello che hanno fatto gli altri paesi per cercare di contrastare la crisi. Il problema è che il deficit funziona se i soldi te li stampi tu, perché questa parte aggiuntiva, diciamo così, può essere coperta da risorse tue interne. Se invece i soldi non te li stampi tu, questo deficit, e soprattutto se tu hai una moneta sbagliata, questo deficit, questi soldi che tu butti in tasca, scappano, vanno via, non si sa chi te le deve dare, perché poi a un certo punto potrebbero decidere di non garantirtelo più e gli scossoni che si sono avuti nelle borse in questi giorni lo testimoniano. A un certo punto la banca centrale dice: ah sì, tu vai a deficit, e io alzo le mani e dico che non ti garantisco più. Tu basta, salti in 3 mesi, perché a quel punto lì tutto il tuo debito, che è quello che tieni sul tuo deficit, non è garantito da niente. Non hai la possibilità di stappare i tuoi soldi. E da dove ti arrivano questi soldi per andare a deficit? Sicuro non dal cielo.
per cui tu salti per aria, quindi manca sempre un pezzo. Tu fai bene andare a deficit per contrastare una recessione, non fai bene andare a deficit nel mentre in cui sei nell'euro, perché significa che gli altri ti possono prendere per le parti basse e cominciare a stringere molto forte, e a quel punto non serve fischiare per far passare il male, no? Per cui ma poi il punto è ancora un altro aspetto, stante il quadro che hai appena descritto. Poi serve andare a deficit, l'ho detto, perché per rilanciare l'economia, per avere effetti positivi, perché uno potrebbe dire va bene, corro sto rischio, però in fondo è, tra virgolette, autorizzato dall'Europa, che tollera il deficit francese, tollererà magari quello italiano e via dicendo, in un quadro in cui tutti dicono bisogna far ripartire l'economia. Il punto è, serve? Allora, serve nel senso in cui non ti vengono richieste delle cose assurde. Cioè serve per stare momentaneamente meglio, ma serve, cioè, per dire, se io ho una malattia gravissima, tale per cui io dovrò guarire se faccio un'operazione, serve quanto può essere un po' di tachipirina. Serve, sì, mi fa un po' meno male, ecco, rispetto a prima se prendo il paracetamolo, no? rispetto a niente. Non serve in quanto rimanda la soluzione definitiva del problema. Perché? Se tutti stanno andando a deficit, no, in questo momento, la Spagna, per esempio, è in leggera crescita grazie a forte deficit, no, pagato peraltro da noi. La Francia neanche ci riesce ad arrivare invece a quello, perché non è caduta prima come è caduto invece la Spagna, e quindi la convergenza verso il basso, diciamo così, risulta più semplice per chi è già finito per terra, no? rispetto ad altri. Il fatto però è questo, che se io fossi l'Inghilterra, no? Cosa succede? L'Inghilterra va a deficit quando deve cercare di compensare il problema che ha avuto sulla finanza nel 2008. La sua moneta a quel punto scende, perché il ragionamento è il seguente: io vendo i titoli del paese che è in difficoltà, questi titoli vengono comprati dalla banca centrale che stampa soldi, in buona sostanza, stampando soldi il valore di quel soldo lì diminuisce, scende il livello della sterlina, i tassi rimangono bassi, nessuno si accorge di cosa è successo e il colpo, no, diciamo così, l'urto, viene assorbito dalla moneta e non arriva poi dopo invece all'economia reale. Quindi allora cosa succede? Succede che io poi dopo, una volta che vado a deficit, mi trovo una moneta che è in equilibrio rispetto alle altre monete e all'interno non mi crea problemi. Invece, se in questo momento, avendo una moneta sopravvalutata, perché ricordiamo che se noi fossimo noi inteso Italia, perché i nostri ascoltatori tante volte pensano molto di più alla loro regione, ma noi inteso come tutta l'Italia avessimo la nostra moneta, di certo non varrebbe come quella del marco, non varrebbe come il marco tedesco, come quella della Germania, no? Ok, la nostra moneta sopravvalutata, nel momento stesso in cui noi mettiamo dei soldi in circolo, serve a far sì che noi compriamo prodotti tedeschi, perché quelli sono convenienti e i nostri sono fuori mercato. Risultato, alla fine, anche mettere in circolo del deficit ci sta indebitando, cioè ci indebita di più, per portare beneficio alla Germania. Quindi alla fine potrebbe anche essere che ce la fanno passare questa roba, perché nessuno ci sta regalando niente, noi semplicemente ci stiamo indebitando e poi dopo alla fine risultati non ne abbiamo. E tutto questo lo vediamo chiaramente nella Spagna, lo vediamo chiaramente nella Francia e così via, dove nonostante ci sia deficit che tiene su la baracca in modo da non l'economia va male lo stesso. Non mi risulta che ci sia piena occupazione o qualcosa del genere, mentre invece abbiamo detto tante volte in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Giappone, così di questo tipo, stiamo parlando di disoccupazioni che vanno dal 3,5% al 6%. Noi siamo 12, 13, la Spagna 20, qualcosa del genere, a crescere, no? In realtà
in realtà il problema del deficit, del debito e così di questo tipo è tutto dentro in questo sistema sbagliato dove siamo. Cioè noi dobbiamo, anche qui, semplice, dobbiamo tirare tutto a semplificare. Guardiamo questa finanziaria e pensiamo, farà cambiare definitivamente rotta all'Italia? Cioè, con questa finanziaria, col fatto che tutta la maggior parte delle tasse in meno, diciamo così, sono semplicemente la conferma degli 80 euro, no? Quindi per chi ce le ha. D'altra parte un leggero sgravio alle imprese farà cambiare veramente, cioè finisce la crisi se noi sistemiamo questa cosa, se noi mandiamo avanti questa finanziaria. Cioè finisce la crisi se noi in parallelo a questa cosa tagliamo tutti i fondi alle regioni, tutti, e quindi quello che in Lombardia doveva succedere è che io a questo punto spero che per protesta si vada a sfondare qualsiasi limite possibile di spesa anche per la regione Lombardia, perché scusate, cioè veramente se no ci facciamo la figura dei fessi. Noi abbiamo cercato di razionalizzare tutte le spese possibili, no? E poi dopo, partendo da una spesa razionalizzata, dobbiamo tagliare ancora esattamente la stessa cosa rispetto a quello che hanno fatto gli altri. Quindi abbiamo fatto una roba inutile, ma così per dimostrarci bravi cittadini, no? E così via. E poi dopo, come ringraziamento, dice: ah, che bello, guarda, c'erano 2 regioni, una spendeva 10, l'altra spendeva 10, una adesso spende 5. No? Benissimo, adesso dato che ci servono un pochettino di soldi, meno 5 tutte e 2 per favore, quindi una dovrebbe spendere 0, no? E l'altra, e quindi non lo so, forse la sanità la faremo con i guaritori, cioè richiamiamo il mago Donessimiento, non lo so, no, quello si faceva pagare bene, quindi non va bene. E quindi non capisco veramente che senso ci possa essere togliendo soldi da una parte per mantenere poi dopo soldi dall'altra. Quindi sono i soliti, le solite tasche, cioè il solito giro, no, di denaro che esce da una tasca e entra dall'altra. Questa cosa qua ci fa cambiare verso, per usare la cosa. Signori, ci vuole una rivoluzione qua per venire fuori da sto casino, una rivoluzione non dal punto di vista armato, che quelle andavano di moda negli altri anni, ma bisogna cambiare radicalmente. È talmente marcia la situazione, è talmente incasinata, e siamo talmente fuori competitività e talmente in crisi. E ricordiamo che ci siamo solo noi, perché il resto del mondo, noi inteso Europa del Sud, il resto del mondo non ha questi problemi. Per venire fuori da questa situazione dove ci siamo autocacciati, no? Ci vogliono delle cose drammatiche. Bisogna dare un taglio netto, togliere da una tasca, se noi stiamo affondando con 10 mattoni infilati nelle tasche, se io ne tolgo 2 dalla tasca sinistra e me le metto nella tasca destra, continuo ad affondare. Ma paradossalmente, anche se me ne tolgo 1 e lo scarto, facciamo conto che dei 10 mattoni me ne tolgo 1, perché dico, guarda, vado un po' in deficit. E vediamo un po' che cavolo succede. Affondo lo stesso. Quindi bisogna togliere tutti i mattoni dalla tasca. Il sistema così non si tiene. Io continuo a dirlo. Tanti altri economisti molto più bravi di me, molto più intelligenti di me, no? In giro per il mondo. L'ultima volta, per l'ennesima, è stato Krugman sul New York Times, premio Nobel, che ha detto che le cose non vanno, e non vanno per motivi molto precisi, e noi andiamo avanti così. Non è il caso. Poi dopo analizziamo le vocine. Abbiamo delle spese. la pubblicità e poi tra poco ancora in onda. A volte mi chiedo se sia meglio veder chiaro per leggere o leggere per vederci chiaro. Divide et Impera, un popolo
casa del futuro, l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Augusto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Rieccoci con Claudio Borghi Aquilini, tra poco apriamo anche le linee telefoniche 02 66 20 35 29. Prima però vorrei dare un po' di numeri, è il caso di farlo. Allora, 36 miliardi in complesso di manovra finanziaria, dei quali dal punto di vista delle entrate, cioè come copriamo le spese, vengono racimolate così: 12 miliardi rotti da tagli a regioni, comuni e anche le famose province che in teoria sarebbero state abolite, ma come sappiamo esistono come organismi di secondo grado non più votati dai cittadini. 6 miliardi e 100 circa in capo allo Stato, 4 miliardi di tagli alle regioni, 1 miliardo e 2 ai comuni, 1 alle province, più tagli previsti già in precedenza sempre agli enti locali per altri 2 miliardi e 7, fa un totale di 15 miliardi, 11 miliardi in deficit, cioè creando nuovo debito, recupero di evasione fiscale, che è un classico diciamo di parecchie manovre di governi di diverso colore, 3 miliardi e 800 milioni, poi vengono colpite le cosiddette rendite finanziarie per 2 miliardi e 4, un altro miliardo e 2 di nuove tasse che riguardano in parte le imprese, tassazione sulle rivalutazioni, in parte le banche, 450 milioni di euro di tasse su fondazioni bancarie e ancora 450 milioni di euro di aumento del prelievo dai fondi pensione e di aumento del prelievo anche dalle casse previdenziali autonome dei professionisti. Questo per quanto riguarda sommariamente il capitolo come copriamo la manovra da 36 miliardi. Come li spendiamo i 36 miliardi? 9 miliardi e mezzo per confermare, quindi 500 milioni in meno rispetto alla prima applicazione, il famoso bonus IRPEF da 80 euro, sgravio di 5 miliardi dell'IRAP sulla componente lavoro per le imprese, con un punto di domanda che io mi sentirei di aggiungere, non ho visto tanti commenti su questo, ma siccome l'IRAP, sappiamo, genera un gettito intorno ai 33-34 miliardi all'anno e sostanzialmente va a coprire parte della spesa sanitaria delle regioni, tagliare l'IRAP può voler dire, è un punto di domanda, io non lo so se è così, non ho letto la manovra, credo che non l'abbia ancora letta nessuno, però dire taglio l'IRAP significa dire tolgo altri soldi alle regioni, o potrebbe significare anche questo, quindi quei 5 miliardi lì potrebbero essere in più rispetto ai 4 di taglio secco alle regioni. Poi c'è la decontribuzione, cioè 0 contributi per chi fa assunzioni a partire dall'anno prossimo per 1 miliardo e 900 milioni di euro, e poi abbiamo 6 miliardi e 900 milioni di spesa per le cosiddette spese indifferibili. Qui dentro ci sono i forestali di cui sopra, quelle che abbiamo elencato prima, ma anche appunto le missioni militari, 5 per 1000 e via dicendo. Le altre voci sono voci decisamente minori, come per esempio a proposito di TFR in busta paga, 100 milioni per favorire l'operazione, che abbiamo però scoperto essere poco conveniente per chi guadagna da 15.000 euro in su, perché il TFR in busta paga significa fare aumentare la tassazione complessiva, perché viene assoggettato all'aliquota IRPEF ordinaria e non ha più un trattamento fiscale privilegiato, tra virgolette privilegiato, come in questo momento. Quindi chi ha il TFR in busta paga poi paga più tasse in generale. Tutte le altre misure sono, direi, minori, appunto. Sono stati messi 3 miliardi e 400 milioni a riserva, perché non si sa mai cosa ci può chiedere l'Europa, e magari non gli va bene una parte della manovra, quindi ci dicono no. Il tesoretto di scorta. Sì, tesoretto di scorta e altra poca roba. Io ho dato i numeri, adesso tu dai qualche giudizio su questa manovra complessivamente, tenendo conto che il cavallo di battaglia sono i 18 miliardi di tagli delle tasse. No? Nessun governo nella storia della Repubblica e neanche del Regno forse ha fatto una roba del genere, dice Renzi. Che sono sempre i soliti 80 euro. Cioè, alla fine rendiamoci conto, non è che vengono fuori le cose. Allora, ci sono delle robe che comunque che non stanno in cielo né in terra, no? in questa finanziaria.
La prima cosa, perché bisogna sempre partire dalle grandi voci, no? Per capire di che stiamo parlando. Abbiamo visto che i soldi vengono dal deficit, e di quello ne abbiamo parlato prima. Vengono dai tagli alle regioni, e di quello penso che se ne parlerà, no? Perché anche quello abbiamo accennato. Alla fine il taglio alle regioni, uno sente taglio alle regioni, dice che bello, no? Perché c'è in mente, che ne so, Fiorito piuttosto che Liber, Batman, no? O similare, no? Sì, quello che scrive oggi il giornale in prima pagina, fa come dire, un calderone unico, come se tutte le regioni fossero uguali, e dice, insomma, c'è Fiorito, c'è il Batman, hanno speso a destra, hanno speso a sinistra, puttane, champagne, compagnia bella, e quindi è giusto che taglino. Benissimo. Allora, tenete presente che la spesa delle regioni è soprattutto sanità. No, perché nelle varie allocazioni delle competenze fra i diversi organi dello Stato, lo Stato, se noi guardiamo il bilancio dello Stato, troviamo che per la voce sanità non ha nulla. Scusate. E allora uno dice, vabbè, ma gli ospedali e i medici come funzionano? Li paga la regione, e i soldi per pagare queste cose primariamente vengono dai trasferimenti dello Stato. Dal fondo sanitario, che è statale. Esatto, quindi lo Stato versa dei soldi alle regioni, e le regioni poi dopo, autonomamente gestendo, erogano la sanità. Però sanità significa 3/4 dei bilanci delle regioni. Che significa 3/4 dei bilanci delle regioni? Quindi io dico, prendiamo le mega voci, no? Perché poi dopo è evidente che se io ho uno stipendio di 1.000 e ho un mutuo di 600, la preoccupazione principale è il mutuo di 600. Poi dopo, per carità, posso risparmiare sulla colazione, mi faccio un biscotto invece che 2, ma alla fine il mio punto è sempre la voce grande, no? Vedere che cosa cambia. Quindi se io ho una voce, se io incasso 1.000 e ho una voce di spesa di 600, se mi dicono, guarda, te ne do 700, è un po' dura che o muoio, no? Quindi o smetto di mangiare per poi rimanere il mutuo, oppure evidentemente questo mutuo smetterò di pagarlo. Ecco, il mutuo che le regioni devono smettere di pagare sarebbe incredibilmente appunto la spesa sanitaria. Quindi voi sappiate che vi chiederanno ticket in più, che vi chiederanno di pagare per qualsiasi cosa, perché se no altrimenti, oppure che non vi daranno la prestazione. Insomma, vedete voi cosa vi può servire di più, essere utile. E voi sapete che non c'è cosa peggiore di essere senza reddito, disoccupato o in difficoltà economiche, e a un certo punto avere un problema di salute. A quel punto lì mi spiace, ma tutte le altre priorità saltano. Vedi Grecia. Tutte le altre priorità saltano. Se vostro figlio sta male, vostro figlio deve stare bene. Se trovo da un'altra parte uno che mi chiede 2.000 euro per l'ecografia per capire che cavolo ha mio figlio, piuttosto non mangio, ma alla fine io devo averli quei soldi lì per pagare le cose. Ecco, vogliamo ridurci in ginocchio definitivamente per pagare quello che dovrebbe essere il nostro diritto alla salute? La cosa più semplice del mondo: azzeriamo i soldi alle regioni. Ed ecco che ci troveremo in una simpatica situazione americana pre-Obama, perché anche loro sono venuti indietro, no, su questa cosa, dove tutti si devono pagare qualsiasi cosa dal punto di vista della salute, senza avere gli stipendi americani, senza avere la disoccupazione zero americana, perché ricordiamo che gli americani hanno una pressione fiscale pari al 22%, quindi in America la pressione fiscale è il 22%, no? Noi invece alla fine ci troveremo disoccupati con una pressione fiscale pari al 47%, e in più dovremo pagarci poi tutte le cose relative alla salute e alla sanità. Bellissima prospettiva, grazie Renzi, questa finanziaria ci piace molto. Dopodiché, quindi, queste due grandi voci adesso le abbiamo considerate. Altre sono sbalorditive, perché noi abbiamo 3,6 miliardi dalle cosiddette rendite finanziarie, no? Che sono i risparmi. A un certo punto
qualcuno è venuto fuori con questa genialata di chiamare i risparmi rendite, fondi pensione e pensioni complementari. Dato però non tornavano i conti, no? Perché io quando ho visto 3,6 miliardi alle rendite ho detto ma ancora, cioè nel senso già siamo ai livelli più alti dell'universo di tutto, e oltretutto non c'è stato il gettito, perché ovviamente se io aumento le tasse così come ci hanno insegnato altre genialate tipo la nautica, così di questo tipo, alla fine alla fine il gettito è inferiore, no? E se noi guardiamo i dati del gettito fiscale per i mesi da qui fino all'inizio dell'anno, vediamo che nonostante le tasse sui risparmi siano andate su verticalmente, perché fino all'altro ieri erano al 12,50, adesso ci ritroviamo al 26%, quindi significa che le tasse sono più che raddoppiate, un aumento di più del 100%, no? delle tasse sui risparmi. In più abbiamo il bollo fisso, quindi paghiamo il 2 per 1000 su tutto l'ammontare, anche quello che non rende, anche quello su cui perdiamo soldi. Cioè paradossalmente se noi compriamo delle azioni e queste scendono, noi abbiamo una perdita, ma dobbiamo pagare lo stesso il 2 per 1000, no, sul totale. Quindi il bollo titoli, dato che è staccato da quanto uno guadagna o incassa come interessi o così di questo tipo, è una tassa sulle perdite, no? Quindi noi abbiamo una roba assolutamente incredibile che da nessuna parte d'Europa c'è, e dico ma ancora? No, perché questo dice no, ma l'aumento della tassa e rendite c'era già stato nel decreto IRPEF e quindi lo conta 2 volte, suppongo, perché nel decreto IRPEF quando è stato deciso l'aumento delle rendite finanziarie del 26%, era una delle coperture del decreto IRPEF. Mi risulta fantastico pensare che possa metterlo 2 volte, no, a copertura, no, di una determinata cosa. Ma poi andiamo a vedere, aumenta la tassazione sui fondi pensione. Ora, io non sono mai stato un fan del fondo pensione complementare, perché era una roba che è stata inventata per far contenti i sindacati, cioè alla fine tutti stavamo benone con l'INPS che rivalutava le nostre pensioni. Non si capisce che bisogno c'era, no, di prendere e ammollare ai privati parte di questa cosa, in modo tale da poter consentire specialmente ai sindacati e ai loro sodali di mettere le mani su delle grosse cifre con cui fare delle cazzate e magari perdere un pochettino di soldi, perché nessuno sa o nessuno controlla bene con che cosa vengono investiti. Io ho avuto un'esperienza infausta come consiglio d'amministrazione in una società che gestiva proprio i risparmi, e guarda caso dopo breve tempo ho trovato che se li fregavano. Ho denunciato la cosa, tutti finiti per adesso, finiti in galera, quelli che erano i responsabili di questa simpatica cosa, e l'Espresso, tanto per capire come è fatta questa gente, riesce, no, nei suoi trafilettini a dire Borghi che stava nel consiglio di amministrazione di quelle dove sono stati arrestati la gente. Fenomeni, li ho fatti arrestare io. Io ho già mandato adesso richiesta di rettifica, vediamo un pochettino se la mandano, insomma mi tocca riquerelarli per l'ennesima volta, no? Perché tanto ormai fortunatamente ho trovato un'avvocata gentile a Roma che mi querela tutti quelli che dicono ste cazzate, e poi dopo andiamo in tribunale e vediamo un pochettino chi è che ha ragione e chi è che ha torto, no? Perché mi sono anche un po' rotto le balle di questi mistificatori che una volta che ne esiste uno in giro che prende e denuncia il malaffare che c'è, no? Poi dopo allora vengo accostato, come dire, il poliziotto, no? Il poliziotto che ha arrestato il ladro, no? Dice è stato visto frequentava il ladro, no? È stato visto in compagnia del ladro. Guardate che veramente, cioè, ci sono delle cose che fanno cascare le braccia. Comunque al di là di quello, in realtà noi abbiamo che, pur discutibili che possono essere questi fondi, penso o li abolisci, ma altrimenti prendere e farli tassare, non fai pagare chi li sta gestendo magari male, ma stai facendo pagare ancora una volta i risparmiatori che ignari, no, prendono e mettono i soldi per una previdenza complementare sacrosanta, perché quella normale chissà quando la vediamo, no? E poi dopo abbiamo tutte queste spesucce, no, di cui abbiamo parlato, i forestali, cose di questo tipo. Ora, ci sarà un motivo per cui io dico che queste sono spese sbagliate. Non sto dicendo che io devo prendere e licenziare il forestale, perché se licenzio il forestale, poi che cosa fa il forestale, dato che non c'è lavoro? Ma è inutile che io lo tenga lì a guardare gli scoiattoli.
io devo, dato che già sto spendendo per pagare della gente per creare lavoro da nulla, perché il lavoro non c'è, questa cosa almeno utilizzarla per cose che possono essere utili, non sono quelle socialmente utili. L'unica maniera per cui io posso fare è cercare di mettere al lavoro la gente perché produca qualcosa. Mettiamoci a coltivare cose che importiamo, mettiamoci a costruire cose che importiamo dalla Cina. Ci perderemo, ma pazienza, però almeno rientriamo di parte dei soldi. Guarda, ho letto ieri l'intervista a Caprotti, il fondatore dell'Esselunga, no? Che Bernardo Caprotti, 90 anni, è ancora lì a tirare le fila di questa catena di supermercati. Grande. È un grande, anche se come lo dicono è un'opinione personalissima, ma un grande, il quale ha detto esattamente più o meno la stessa cosa. Ha detto, io non ho capito, mi sono incazzato nero quando, in una delle ultime incazzature, diciamo, quando è quella relativa al Sulcis, no? In Sardegna, dove abbiamo 400 minatori che fanno un lavoro nelle miniere di Mussolini, diciamo, nel carbone, a estrarre il carbone di Mussolini che non c'è manco più. Un lavoro superato, finito ampiamente, che non può più stare in piedi dal punto di vista economico. Queste 400 persone, governo Letta, ce le siamo messe sul gobbone noi, tra virgolette, ma con rispetto per queste persone, per carità, non sto dicendo, sto parlando in termini strutturali. Ce le siamo messe sul gobbone perché paghiamo attraverso le bollette un mantenimento di un'attività che non ha più senso di esistere. Dice, ma guarda invece quante meravigliose arance si potrebbero coltivare nel sud della Sardegna, quanti altri prodotti agricoli straordinari per rimanere nel campo mio, Esselunga, che io poi le vendo quelle cose lì, e non le vado a prendere in paesi Marocco, strani, diciamo. O cose così, ma è verissimo. Ma la cosa peggiore del Sulcis, scusate, che io posso capire che questi hanno una professionalità, io la terrei, io personalmente la miniera del Sulcis o in qualche miniera della Sardegna, invece io le terrei in attività, tanto per dirne una, ma di sicuro non le vado a dare questi soldi per tenere in attività a una ditta americana, perché la cosa fantastica è che c'è una ditta americana che riceve i nostri soldi per poi dopo dare lavoro a cose. E quindi la ditta americana porta a casa utili, no, da questa situazione. Ma piuttosto mi faccio una miniera di Stato, mando via dalle palle la ditta americana e pago direttamente i minatori, alla fine mi costa un decimo dopo aver fatto questa cosa, e intanto prendo fuori un po' di carbone che almeno magari mi serve per scaldarmi in inverno se Putin ci chiude il gas, no, rispetto alle cose. Ma in ogni caso la cosa migliore sarebbe avere una programmazione industriale. Abbiamo tanta gente brava che fa programmazione industriale. Vedere quello che ci manca e produrre quello. Allora, chiacchierando siamo arrivati alle ore 11:49, ma se noi ci piace la democrazia diretta, adesso facciamo finta, diciamo, di sentire qualche telefonata allo 02 66 20 35 29. Sto scherzando naturalmente, però in effetti abbiamo 10 minuti, per cui chiedo anche la sintesi a chi interviene. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare un piccolo appunto dopo aver sentito nominare Caprotti. Sì. Notizia di ieri, una catena del Carrefour, per intenderci logistica di Milano via Vincenzo Monti, hanno dichiarato che sta fallendo e che sta dando le dimissioni, Caprotti. No, Carrefour, scusi, è francese, non è Sì, ma loro come addetti ai lavori sono informati di questa cosa. Volevo soltanto dire questo, che Caprotti sembra che stia dando le dimissioni e in tanti punti sta fallendo. Questa, ripeto, è notizia di gente addetta ai lavori, ma della Carrefour. Capisco bene che è un concorrente, però lui da solo combatte contro tutta questa invasione, pur essendo un autoctono. E poi volevo dire un'altra cosa, vista la situazione che probabilmente anche questo Casciabal, detta la fedele confalonieri di Renzi, ma non si possono chiedere i danni esistenziali facendo una massa di persone che ha problemi e che ne avrà sempre di più, sempre che esista la possibilità nella magistratura di essere indennizzati. Bene, altra telefonata. Ma mi risulta però che Esselunga, che tornava prima, ha presentato, non so se qualche mese fa o l'anno scorso, un programma pluriennale o di 2 o 3 anni di assunzione di non so quante migliaia di persone. Non mi pare affatto in crisi, diciamo. No, non sono aggiornatissimo. So che il piano prevedeva x mila assunzioni.
Comunque, non è tipico di un'azienda in crisi assumere, presumo. No, diciamo comunque che la grande distribuzione qua in Francia, qua in Italia l'hanno portata i francesi e diciamo l'Esselunga è stata una risposta italiana. Insomma, adesso io non è che voglio fare pubblicità uno all'altro, io sarei per il negozio, se devo dire, ma se proprio devo subire la grande distribuzione, preferisco una di casa nostra. 2 telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Ermanno, salve. Prego. Io vorrei rivolgermi al professore, no? Sento una cosa, ma visto che questi qua ci stanno massacrando, tagliano tutti i trasferimenti alle regioni, quindi la sanità va a pallino, ma perché, non so, Zaia e Maroni decidono di non far pagare più i ticket eccetera e andiamo in default come tutte le altre regioni e basta, e quindi si arrangino. Bene, l'altra telefonata, pronto? Sono Marco da Mantova, ciao a entrambi. Ciao. Allora, appurato che questa finanziaria praticamente è in deficit, quindi verrà probabilmente, anzi sicuramente, rifinanziata mancando i soldi con le clausole di sicurezza, se non vado errato, quindi un aumento sicuro delle accise sui carburanti e anche sull'IVA. Quindi questo sarà opportuno spiegarlo bene ai tanti storditi che ascoltano Radio Padania, non dico i nostri ma gli altri, perché sicuramente ci sono. E poi un'altra cosa chiedo, forse sono fuori tema, però mi piacerebbe, Borghi, che lei spiegasse brevemente cosa sta succedendo in Europa, perché a Radio 24 dicono una cosa e io non sono molto sicuro di quello che dicono. Se forse lei lo spiega mi farebbe una cortesia, ma anche a tanti altri ascoltatori. Grazie e a presto. Questa qui è una domanda che presumo possa impiegare più dei 5 minuti che ci mancano. Presumi giusto. Comunque non ascoltare Barisoni, cioè posso dire solo quello, dice balle e quello che dice non capisce. Però lo dice con molta sicumera. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giuseppe dalla provincia di Lecco. Complimenti alla trasmissione, siete veramente bravi, anche al professore. Una cosa, tu hai detto prima della questione della Sardegna. Bene, io sono stato in Germania per 15 anni. Quando una ditta in Germania andava male, cosa succedeva? Si faceva una formazione diversa di quello che gli operai avevano e li si inseriva pian piano in altri settori. Questa la voglio dire a quelle facce di tolla della Camusso, tutti quei sindacati che ci hanno portato nel baratro, che sono capaci solo di andare alla televisione. Io non lo so come facciamo a tollerarli. Poi un'altra cosa, ieri abbiamo sentito in Parlamento della questione del Mare Nostrum. Dunque Alfano ha fatto una figura veramente da chiodi, perché il punto è che se noi spendiamo 900 milioni al mese, che fanno 11 milioni e qualcosa, come facciamo a stare nella spending review quando loro hanno fatto tagli dappertutto, sia sulle pensioni, sulla scuola, dappertutto? Ora questa nuova spesa, è chiaro che questo qua se ne deve andare a casa. Perché... L'ultima telefonata, mi spiace per il taglio operato brutalmente dal regista. Pronto? Metodi antidemocratici. Esatto, molto antidemocratici. Pronto? Claudio Del Duento, Padania Libera. Buongiorno a te, ciao. Saluto a tutti quanti. Niente, 2 cose molto veloci. Uno è quello di Radio 24 che cominciano a parlare quando prenderanno i microfoni come fa Radio Padania, no? I grandi democratici. Seconda cosa, volevo chiedere al professor Borghi se sa niente del discorso del notocismo per cui il nostro grande amato Renzi ha reintrodotto questa criminale abitudine di far pagare interessi su interessi. Padania Libera e a domani a Milano. Bene, ciao Claudio. Sì, mi risulta che era rientrata questa, adesso non so perché esce dalla porta e entra dalla finestra, l'anatocismo che per chi non mastica significa che ti fanno pagare interessi sugli interessi passivi. Diciamo che gli interessi delle banche non mi sembrano esattamente gli ultimi nel cuore di Renzi, perché poi teniamo presente che ovviamente la scelta di ridurre la componente lavoro dell'IRAP suona bene, è giusto perché l'IRAP andrebbe depennata in toto, però teniamo presente che così come è formulata le industrie italiane che avranno più beneficio da questa cosa sono le banche.
perché sono quelle con maggior numero di dipendenti strutturalmente distribuiti. Altre cose che invece è stato chiesto, allora, su come va in Europa, cosa succede in Europa, guardate, no, facciamo una bella trasmissione dove mettiamo dentro le cose, però stringendo il concetto significa che in Europa c'è un enorme trasferimento di fondi che è ancora attivo, dove ci sono alcuni che pagano e altri che incassano. Poi ci sono quelli che incassano, sono quelli in crisi di solito, no? Tipicamente con quelli poi dopo ogni tanto fanno vantare dei successi, quindi la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, no? E così via. Poi ci sono quelli che pagano ma hanno dei vantaggi, come per esempio la Germania, ci sono quelli che pagano, la prendono nella giacca, che è come l'Italia. E in misura minore la Francia, solo che sono tutte e due governati da storditi, e quindi il risultato va avanti così, solo che i francesi capita che si sveglino, e infatti guarda caso hanno una Marine Le Pen che è in testa ai sondaggi. Da noi c'è ancora la gente che fa gli schizzinosi, no? E quindi dicono ma io perché la devo votare la Lega, che sono brutti con le corna e cattivi, anche se dicono delle cose che gli unici che dicono delle cose un pochettino sensate, fammi dare un altro bel giro al PD, no? E poi dopo vedi un po' che magari questo qui è bravo, no? È giovane, parla bene, no? E così via, e poi dopo t'arrangi. Quindi però dal punto di vista dell'Europa sono degli enormi trasferimenti monetari e il paese è diventato esportatore netto grazie all'austerità. Quindi noi abbiamo un'area economica dove ha degli squilibri interni incredibili, dove c'è della gente che muore, della gente che invece sta bene, ma che nel complesso tende ad affondare, no? Perché non si può avere la cabina di prima classe nel Titanic e essere convinti di aver fatto una figata. Per quello che riguarda invece, cos'è che era la prima domanda? Un buco mentale. Erano le clausole di salvaguardia. Le clausole di salvaguardia, hai ragione. Le clausole di salvaguardia, sì, è già anche scritto. C'è scritto con puntini di sospensione quando c'è la cifra. Cioè dice aumenteranno le accise di carburante, no, a partire dal 2016, se non mi ricordo male, qualora non vengano realizzati gli obiettivi, che non vengono mai realizzati ovviamente, no? E quindi aumenta il carburante. Ora, pur andando in un paese che è nel guano come noi, no? come la Francia, no? Però io sono appena stato, se tu attraversi il confine la benzina costa 1,4, da noi costa 1,8, e adesso vogliamo pensare che poi facciamola per pagare 2,5 e poi diciamo recupereremo la competitività. No, poi tra le clausole di salvaguardia c'è anche l'aumento dell'IVA e in maniera corposa. Aumento dell'IVA, certo. E noi vogliamo pensare veramente col fatto di essere in difficoltà economica rispetto agli altri che potremo farlo anche avendo le tasse più alte, perché la gente così è, cioè per il privilegio di rimanere in Italia a fare il disoccupato è disposto a pagare il triplo delle tasse di un altro paese. No, ma veramente non scherziamo. Siamo alle ore 12, noi ci dobbiamo salutare per ragioni di tempo. Ci vediamo domani. Domani ci colleghiamo anche con la radio naturalmente dalla piazza e seguiamo la manifestazione dalle 16:30, il corteo da Piazza Venezia, da Porta Venezia, Piazza Venezia sta dall'altra parte a Roma potremmo arrivare. Evoca qualcosa di diverso, mentre noi arriveremo in Piazza Duomo. Dico che sono di destra. Bene, grazie a Claudio Borghi Aquilini, un saluto a tutti. Grazie.